Tragedia nel torrente Aurino in provincia di Bolzano, si ribalta con il kayak morto. Il campione di Meolo Massimo Benetton era stato meccanico per molti anni alla Pinarello. Un incidente tragico e dalla dinamica scioccante, quello costato la vita ad Adria ad un infermiere 28enne di Portoviro colpito alla gola da un ramo mentre tagliava l'erba nel frutteto della sua casa futura. Malore all'ingresso del casello autostradale di Treviso Nord, medico dell'ospedale di Conegliano muore al volante a 55 anni nello scontro con un'altra vettura, ferite 3 donne, una in gravidanza. Scontro nel canale della Giudecca tra una chiatta ed un mezzo di trasporto, pilota della Veritas salva un ferito caduto in acqua tenendolo per le braccia fino all'arrivo dei soccorsi. All'indomani dell'audizione in Senato sull'autonomia, il presidente del Veneto Zaia ribadisce modello di modernità e nel sondaggio SVG rimane il più amato con il 69% dei consensi. Annuncio a sorpresa del Padova Calcio, Francesco Peghin, candidato sindaco un anno fa, si ripresenta con il ruolo di presidente della società bianco-scudata. L'arrivo in Veneto del Giro d'Italia accolto con eventi e grande entusiasmo, festa rosa da Bassano del Grappa a Caorle passando per la Marca, vittoria al photo finish del padovano Alberto Dainese. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Una comunità sotto shock, quella di Meolo, dove Massimo Benetton, campione di kayak, era nato e aveva vissuto la tragedia ieri sera nel torrente Aurino in provincia di Bolzano. Era la sua passione da sempre, quando poteva usciva in kayak. Campione di questo sport, Massimo Benetton, 55 anni, è stato uno dei pionieri del kayak freestyle. Dopo aver fatto parte della nazionale nella disciplina della discesa, il 55enne veneziano si era trasferito da qualche tempo a San Candido. La tragedia è avvenuta la scorsa sera. L'uomo, assieme ad alcuni amici, hanno deciso per un'uscita sul torrente Aurino. Ad un tratto è accaduto il dramma. Il kayak si è capovolto. A dare l'allarme intorno alle 21 i compagni di escursione che avevano perso di vista l'amico. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che poco dopo hanno recuperato il 55enne dalle acque. Lo hanno consegnato agli operatori del SM118 che hanno tentato l'impossibile per strapparlo alla morte. Ma il cuore di Massimo Benetton ha smesso di battere poco dopo. La notizia ha raggiunto subito la comunità di Meolo, paese d'origine del campione e zio dell'assessore comunale Alice Benetton. Il ricordo del sindaco Daniele Pavan. Massimo Benetton era appunto un uomo solare che aveva fatto della sua passione poi anche il suo lavoro, in quanto era praticamente un costruttore di kayak e comunque amante dello sport, e il fatto ci ha lasciati tutti quanti stupiti, senza parole purtroppo, e quindi anche a nome della comunità intera meolese rivolgo alla famiglia Benetton le condoglianze più sentite. Il paese si è stretto al dolore della famiglia, che in queste ore si è recata a San Candido per le formalità di rito. L'amministrazione comunale, ha spiegato il sindaco, è a disposizione per qualsiasi necessità. Ancora cronaca, un incidente scioccante, tragico, quello costato la vita ad un infermiere di 28 anni di Portoviro in provincia di Rovigo, Fabio Bellan, il giovane dipendente dell'ULSS 5 Polesana, formatosi all'Università di Padova, stava tagliando l'erba con il trattorino nel frutteto della casa di Valliera nel comune di Adria, dove stava per andare a vivere con la compagna. Accanto all'abitazione dei genitori di lei, fatale gli è stato l'impatto con un ramo che lo ha colpito alla gola, inutile ogni tentativo di salvarlo. E tragedia nella Marca oggi nel primissimo pomeriggio in A27 al casello di Treviso Nord, a perdere la vita un medico 55enne dell'ospedale di Conegliano, ferita in modo lieve 3 donne. Ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto ed ha centrato un'altra vettura. Dramma al casello autostradale di Treviso Nord, poco dopo le 13. A perdere la vita il dottor Biagio Polverino, medico nefrologo all'ospedale di Conegliano. Stava entrando in A27 quando è stato colto da un malore. Secondo una prima ricostruzione della polizia autostradale intervenuta sul posto, il medico è riuscito a fermare la macchina prima di accasciarsi sul volante, ma l'auto, forse per il cambio automatico o per il piede rimasto sull'acceleratore, è ripartita
partita, colpendo un'altra vettura sulla quale viaggiavano 3 donne rimaste ferite. Una aspetta un bimbo, ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i medici del SUEM e i vigili del fuoco. La notizia della morte improvvisa del dottor Polverino, 55 anni, originario di Napoli, ma da tempo residente nella Marca, ha lasciato sgomenti i colleghi dell'ULSS 2. Il cordoglio del direttore generale dell'azienda sanitaria. Il cordoglio va alla moglie e ai figli del dottor Polverino, una persona squisita, un professionista molto qualificato, un nostro nefrologo che aveva anche unità operativa semplice. Lui era anche un ottimo ecografista, lavorava da 12-13 anni all'ULSS di Conegliano, ancora alle vecchie ULS 7, ed era una persona proprio brava, preparata, qualificata. Era all'aiuto del nostro primario, dell'attuale primario, è sempre stato amato ovviamente dal personale, ma soprattutto chiaramente da chi era in dialisi, quindi dai pazienti. Ed è di un morto e 3 feriti il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera in A13 nel territorio di 2 Carrare, nel Padovano. Viaggiava a bordo di un'Audi condotta da un connazionale, il cittadino cinese di 48 anni, travolto e ucciso lungo la A13 intorno alle 22 di martedì. I due, dopo aver tamponato un'altra auto, una Smart, erano scesi dal veicolo, manovra molto pericolosa in autostrada, sottolineano le forze dell'ordine, quando la vittima è stata investita dalla Mercedes condotta da un padovano che stava sopraggiungendo ed è in seguito risultato positivo all'alcol test con un tasso di 1,40. Il terribile impatto è costato la vita al 48enne che sembra non indossasse il giubbino catarifrangente obbligatorio per legge. Altre 3 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate negli ospedali di Padova e Abano Terme dai sanitari del SUEM 118 giunti sul posto con i vigili del fuoco di Este e gli agenti della polizia stradale di Rovigo. L'autostrada è stata chiusa tra i caselli di Monselice e Terme Ogane in direzione di Padova per permettere i rilievi senza particolari problemi per il traffico viste le ore notturne. Le operazioni di soccorso sono state completate intorno alle 3 della scorsa notte. Indagini sono in corso da parte della polizia stradale che ha accertato che la vittima era stata colpita da un ordine di espatrio emesso dal questore di Prato. Si chiamava Alessio Campagnere, aveva 42 anni, l'uomo che ha perso la vita poco dopo le 20 della scorsa notte mentre viaggiava in sella ad uno scooter a Ceggia. L'uomo ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e finendo contro un muro. Vani i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Alessio Campagnere lascia la moglie e 2 figli. A 9 mesi dall'incidente in cui era rimasto coinvolto è morto all'ospedale di Negrar un 18enne che lo scorso agosto si era scontrato con il suo scooter con un furgoncino. Nel violento scontro era rimasto ferito un altro ragazzo, suo coetaneo, passeggero, caduto dopo l'impatto. In quel pomeriggio sulla città scaligera stava piovendo. Ricoverato per le gravi ferite riportate prima all'ospedale Borgo Trento, poi a Negrar, il 18enne ieri è deceduto. Un violento incendio è divampato all'interno di un appartamento sopra lo storico bar centrale di Isola della Scala in via Gracco Spaziani nel Rogo. Ha perso la vita Amedeo Viani, fratello del titolare del bar, Paolo. Quest'ultimo, rimasto gravemente ferito, è stato portato in pronto soccorso. A riferirlo è l'amministrazione comunale sulla pagina Facebook, che ha pubblicamente espresso il suo cordoglio per la famiglia Viani e per un simbolo storico della comunità, appunto il bar centrale. La chiamata al centralino dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 4:45 della notte. Subito i pompieri sono accorsi sul posto per tentare di domare le fiamme. Amedeo Viani era però già privo di vita. Le operazioni di spegnimento sono durate sino al mattino. Ha preso per le braccia il ferito caduto in acqua sostenendolo fino all'arrivo dei soccorsi. Parla il pilota di un'imbarcazione Veritas che è intervenuto per primo dopo l'incidente acqueo nel canale della Giudecca a Venezia. Sentiamo. L'ho preso per le braccia e nel momento che lui si è staccato la sua barca è affondata, quindi è stata una questione di un paio di secondi, ma alla fine è andato tutto bene.
Uno scontro tra una chiatta e un mezzo di trasporto che alla peggio e affonda nel canale della Giudecca. Sono circa le 8 del mattino quando Cristiano Bonora, detto Doge, pilota di Veritas in quel momento in servizio, si trova davanti all'incidente e si accorge subito che una persona è finita in acqua e ha bisogno d'aiuto, come racconta lui stesso a Venezia.com. Ho notato una ressa tra barche ferme e una barca che stava per affondare, ho visto tanto fumo bianco ed era il fumo del motore della barca che stava affondando e non so se c'è stata una collisione, però ho visto che c'era una persona in acqua che aveva bisogno di aiuto immediato. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Capitaneria di Porto. Ciò che è importante è che non ci siano state conseguenze gravi alle persone, grazie alla prontezza di Bonora. Non c'era molto tempo, allora mi sono avvicinato e gli ho detto al signore in acqua di spostarsi verso il lato della mia barca. Io sono sceso, bene, l'ho sostenuto finché è arrivata la barca di sommozzatori che alla fine l'ha recuperato e tirato a bordo. 30 secondi che però secondo me sono stati basilari per la sua vita. Eccolo Cristiano Bonora, detto Doge, mentre sorregge la persona in acqua in attesa dei soccorsi. Lo si vede in questo video ripreso con un cellulare da un condominio. Un gesto rapido, deciso, di quelli che fanno la differenza, di persone che fanno la differenza quando se ne presenta l'occasione. Stavo andando verso la mia zona che avevo in affidamento e in quel momento mi sono fermato perché ho visto che c'era un problema e questo è stato giusto così. A Vicenza, ora all'indomani dell'audizione in Senato sull'autonomia, il presidente del Veneto Zaia ribadisce modello di modernità e nel sondaggio SVG rimane il governatore più gradito d'Italia con il 69% dei consensi. Dopo la giornata di ieri sull'autonomia con l'audizione a Roma in Senato, il presidente della regione Luca Zaia oggi a Vicenza è tornato sul tema rilanciando sul percorso compiuto dal governo in 100 giorni. Questo governo peraltro ha accelerato, direi che ci sono tutti i presupposti e lo dico volentieri qui da voi, cioè a Rete Veneta e Antena 3, perché voi ne avete fatto una campagna di civiltà sull'autonomia, questo è innegabile. E torna a ribadire la posizione alla base del progetto sull'autonomia. L'importante è dire ai cittadini che noi non siamo qui per proporre un progetto secessionista, non siamo qui per proporre un progetto che intacca l'unità nazionale, siamo qui per proporre un modello di modernità, che è quello della responsabilità, che è quello dell'autonomia. Farei una proposta, non chiamiamola più autonomia, chiamiamola federalismo, che è la stessa roba, forse qualcuno si adegua un po' di più. Infine una parentesi sul gradimento che emerge nei suoi confronti da un sondaggio effettuato da SVG, che lo colloca al primo posto come il governatore più gradito in Italia, con il 69% dei consensi. Sondaggio che piazza nel ranking dell'operato dei presidenti di regione al secondo posto Stefano Bonaccini dell'Emilia-Romagna e Massimiliano Fedriga del Friuli a pari merito con il 64%, seguiti da Vincenzo De Luca con il 49%. Le statistiche, i sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano. Ringrazio SVG, ringrazio chi ha risposto bene, però insomma il mio sondaggio è essere in mezzo alla gente, vedere che la gente mi vuol bene, quindi grazie. Ovvio non dipende solo da me ma da tutta la mia squadra e dal lavoro che stiamo facendo. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco. E rieccoci in diretta, edizione del Veneto. L'allerta per il rischio idrogeologico sta facendo scattare le verifiche anche nel Vicentino. Una segnalazione sospetta ha fatto lanciare l'allarme anche nel comune di Marano. Marano Vicentino si scopre improvvisamente ad alto rischio idraulico. Un tratto tombinato del torrente Rio delle Pietre che attraversa la piazza centrale del paese è a rischio cedimento. Il manufatto, eseguito tra gli anni 50 e 70, è stato oggetto nei giorni scorsi di numerose verifiche e perizie. Un tratto di 600 metri tra via Canè e via Capitello richiede la massima attenzione. E ci sono dei tratti con un livello di rischio che abbiamo identificato con il rosso e che quindi significa che gli elementi strutturali della tombinatura hanno dei punti deboli tali per cui potrebbero purtroppo dar luogo a cedimenti anche improvvisi. Con una ordinanza oggi il traffico veicolare è stato deviato, spostato il mercato e il percorso degli autobus, ma c'è anche un tratto del torrente che scorre sotto le case e attività commerciali. Alcune palazzine sono state fatte sgomberare.
arriverà anche per loro una nuova ordinanza che li obbliga ad intervenire per risolvere le situazioni di rischio, perché chiaramente gli edifici sopra, su cui non abbiamo ovviamente fatto nessun tipo di perizia perché quella spetta ai tecnici dei privati, però gli edifici costituiscono un rischio per la pubblica incolumità, non solo perché in conseguenza di un cedimento della tombinatura potrebbero avere dei problemi anche gli edifici, ma perché se dovesse cedere qualche parte della tombinatura con un edificio sopra, chiaramente creeremo anche una occlusione di un corso d'acqua con i problemi che possiamo immaginare. Il Rio delle Pietre è generalmente in secca durante tutto l'anno, ma costituisce una valvola di sfogo insostituibile per lo smaltimento dell'acqua nei momenti di forti precipitazioni. Questa è la priorità data agli interventi che ora Comune e Consorzio di Bonifica dovranno approntare. L'intervento sarà rispettoso di questa condizione e del fatto che dobbiamo imparare dagli errori che, ripeto, a partire da purtroppo gli anni 50 sono stati fatti sul nostro territorio. Annuncio sorpresa del Calcio Padova, Francesco Peghin si presenta come presidente. Un anno fa si era candidato come sindaco di Padova, sconfitto poi da Sergio Giordani. Francesco Peghin da allora non è rimasto a guardare e, vista la sua passione per il mondo dello sport, è riapparso all'improvviso con la carica di presidente del Calcio Padova. Trattative riservate, la firma qualche giorno fa, l'annuncio ufficiale oggi. Ha rilevato il 25% della proprietà da Joseph Urgulian, spendendo circa 1 milione di euro e spera, con la discesa in campo, di convincere altri imprenditori padovani a fare lo stesso. Una scelta di passione, di amore per lo sport e per la società che è il massimo emblema dello sport padovano, per ricreare fiducia nella piazza, e quindi questo aspetto secondo me non è secondario e vale la pena. Gli obiettivi sono finanziari, ma anche quello di ricreare un ambiente sereno. E nella conferenza stampa di presentazione di Peghin, invece, la stampa locale si è lamentata di avere poco interscambio con i dirigenti del club. Entrando in prima persona, anche con una quota di rilievo, di poter dare una mano per perseguire degli obiettivi che da sportivo, da agonista, non possono che essere ambiziosi, però sono anche scaramantico, per cui è meglio non dichiararli. Confermato il direttore sportivo Mirabelli, nonostante le contestazioni della piazza, evidentemente la società ha giudicato positivo il suo operato. Quanto all'allenatore, Torrente gradirebbe la conferma, la società anche, ora bisogna trovare l'accordo. Ed ora il Giro d'Italia con la 17ª tappa, Borgo Valsugana-Caorle, che ha attraversato anche le province di Vicenza e Treviso. Vediamo il passaggio a Bassano del Grappa. Senti Garba, saltiamo! Bassano del Grappa inizia a saltellare, vai! Evviva il Giro! A Bassano scoppia la festa per il passaggio della 17ª tappa del Giro d'Italia, 197 km da Pergine Valsugana a Caorle attraverso la Valsugana, il Bassanese, traguardo volante a Rosà e poi via verso le località costiere. Emozionante? Sì, un sacco, sono felicissimo. Non si può mancare al passaggio del Giro d'Italia? Proprio a Bassano no, è un ricordo da bambina e quindi non si può mancare. Penso che il Giro gli inglesi ho paura che me lo portano via. Thomas? Sì, senza dubbio. Va anche a vedere il tappone dolomitico venerdì? Certamente. Dove andrà a vederlo? Alle Tre Cime, andiamo su in bici anche. Da dove arriva lei? Io arrivo da Valdagno. In bicicletta? In bicicletta, anche lei. Anche la signora in bicicletta? Sì, sì. Ma siete super appassionati del Giro d'Italia, del ciclismo in generale? Super appassionati del Giro d'Italia. Si aspetta il Giro? Sì, per adesso sì. Esatto, soprattutto la carovana. Che Giro è quello di quest'anno? Beh, diciamo all'inizio secondo me non è cominciato bene, però adesso è molto, molto avvincente, molto bello. Adesso sì, cominciano le montagne, adesso sì. E poi c'è un bassanese da tifare al Giro, quel Marco Frigo che tanto ha fatto sognare domenica a Bergamo. Sì, Marco Frigo, veramente una grande sorpresa quest'anno per il ciclismo, specialmente bassanese. Un giovane che veramente ha dimostrato di essere forte. È un bel Giro d'Italia, fa appassionare la gente, amiamo il ciclismo e amiamo Bassano.
Stavolta è passato per Bassano, siamo fortunati, se no lo raggiungiamo nei prossimi giorni dove va. Il bassanese abbraccia i corridori del Giro in rosa e suggella ancora una volta il legame di questo territorio con il mondo del ciclismo. Dai, dai! È sempre una chicca, è una cosa meravigliosa per Bassano, ci vuole. Viva il Giro! Ed è il padovano Alberto Dainese, il vincitore allo sprint della 17ª tappa, battuti al photo finish Milan e Matthews, una vittoria che non cambia per ora la classifica. L'ultima vittoria al Giro per Dainese era stata in Emilia-Romagna nel 2022, una vittoria al photo finish in una caorle gremita di appassionati e tifosi. L'arrivo poco dopo le 17 in strada Traghete, con i 10 chilometri del comune coinvolti dalla carovana del Giro, che già fin dal mattino hanno visto numerosi appassionati festeggiare tra brindisi, pranzi e tanta euforia. Vediamo. Siete felici? Arriva il Giro. Benissimo, guarda, sono così contento, guarda che... fino il cuore, mi trema tutto quanto, mi trema, ragazzi, sono felicissimo. Grazie Giro d'Italia, grazie per loro, guarda, abbiamo aperto come si dice qua, un festone, si può dire. Grazie Giro d'Italia. C'è tanto fermento, sì, un paese in movimento. Siamo contenti che Caorle ospiti questa importante manifestazione. Il clima è bellissimo, tutti felici, il Giro porta allegria, il Giro porta... Affari. Porta affari, ma porta allegria più che altro. Ho scoperto che porta veramente felicità come. Sì, al Giro! In attesa del Giro intanto si cucina qualche pietanza. Abbiamo preparato un po' di verdura ai ferri, salsiccia, coppacollo, petti di pollo e il pranzo in famiglia. E il pranzo in famiglia, diciamo. Viva il Giro allora! Pranzo in compagnia nell'attesa che arrivino. Avete organizzato una bella festa in casa con tanto di biciclette dipinte di rosa. Certo, ho organizzato una festa con gli amici e parenti e le ragazze hanno fatto questa bicicletta in rosa con l'addobbo dei fiori bianchi, ovviamente rosa. Tutto per il Giro. Chi arriva secondo lei tra i primi? Tra i primi Roglic da solo. Anche se non è un velocista. Da dove viene? Da Sastino di Venza, provincia di Venezia. Il friulano, Milan. Da dove viene? Da Caorle. E qui da questa mattina presto? Sono venuto a curiosare prima per vedere quello che non si vede in TV e adesso mi sono messo qua con mia figlia vicino al traguardo. Contento di essere qui? Sì, oggi sì, devo essere felice, mi accontento di vedere una tappa dopo tanti anni sono andato anche l'anno scorso, però al traguardo non sono mai venuto, sono veramente contento di essere qua oggi. Un'emozione grande, il simbolo dell'Italia è questo e come dice il nostro governatore Zaia, non c'è Giro senza Veneto, non c'è Veneto senza Giro. Number one, number two, ciao, viva il Giro d'Italia! È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Il meteo, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Dopo la variabilità portata dal passaggio di un impulso instabile, il tempo migliora, anche se non è esclusa ancora qualche pioggia. Il dettaglio di giovedì 25 maggio. Sul Veneto avremo una nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Avremo frequenti annuvolamenti associati a qualche probabile precipitazione, specie sul Veronese, ma localmente anche sulle Alpi. Andrà migliorando con il passare delle ore. Temperature stazionarie, minime tra 12 e 17 gradi, massime tra i 23 e i 27 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui tempo più stabile con ampio soleggiamento e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime invece intorno ai 24-27 gradi.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la mattinata vedrà rovesci e temporali piuttosto diffusi, poi con il passare delle ore in attenuazione. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano,